Ciao a tutti e bentornati alle ricette di Sicilian Food Home e vi presentiamo subito le nuove ricette autunnali. Non può mancare l'ortaggio per eccellenza dell'autunno, che è la zucca gialla. La ricetta quindi che vi presentiamo oggi è la zucca gialla in agrodolce alla palermitana. Gli ingredienti per questa buonissima ricetta sono la zucca gialla, che potete trovare in varie versioni, olio extravergine di oliva, sale, un po' di menta fresca, aglio, zucchero e aceto bianco. La zucca va prima preparata, bisogna togliere la buccia molto dura e i semi all'interno. Noi l'abbiamo già un po' tagliata a fettine, però continuiamo a tagliare questa che abbiamo già preparato in fette di circa mezzo centimetro, anche un centimetro. La tagliamo tutta in questo modo. Prepariamo la nostra padella, tagliamo innanzitutto gli spicchi d'aglio in 4, almeno 2 spicchi. Accendiamo il fuoco e aggiungiamo abbondante olio di extravergine d'oliva. Qui faremo friggere tutta la zucca gialla che abbiamo tagliato in precedenza e aspettiamo che si scaldi l'olio. Ecco, l'aglio sta imbiondendo, lo togliamo dall'olio e lo mettiamo qui da parte. Aggiungiamo tutta la nostra zucca che deve friggere in questo olio. Iniziamo a girare la nostra zucca dall'altro lato in modo da averla completamente cotta. Ecco, in questo caso la zucca è cotta, togliamo questa parte e la andiamo a mettere in un contenitore che abbiamo già preparato qui vicino al fuoco. Continuiamo così fino all'esaurimento di tutta la nostra zucca. Adesso abbassiamo leggermente la fiamma, andiamo ad aggiungere un cucchiaio e mezzo di zucchero e un mezzo bicchiere di aceto. Questo intingolo lo versiamo nel contenitore della nostra zucca. Questo è il risultato che otterrete. La zucca in agrodolce viene servita sia come contorno o addirittura come piatto unico, essendo molto condita. Aggiungiamo un pizzico di sale e andiamo a impiattare. Prendiamo qualche pezzettino di zucca e cerchiamo di disporlo nel piatto. A fantasia potete dargli una forma di fiore. Spolveriamo con dei pezzettini di menta fresca e poi aggiungiamo un po' del condimento agrodolce che abbiamo preparato. Possiamo servire a tutti un buon appetito!